Eccoci qua insieme, cari telespettatori, lo spazio con lo SPI-CGIL, con noi in studio Rosanna Bettella della segreteria regionale dello SPI-CGIL, coordinamento donne SPI, ben arrivata qui con noi. Diciamo coordinamento donne SPI, lo diciamo quando è in questa veste, in questo caso la circostanza, ma io dico non c'è mai la circostanza, bisogna sempre soppesare certe situazioni, valutarle, portarle anche in evidenza, è quella della giornata internazionale della donna. E lo SPI-CGIL ogni anno ricorda questa giornata, organizza eventi, manifestazioni, momenti di riflessione e di anche considerazioni importanti. In questo caso, Rosanna Bettella, il tutto è reso un po' più difficile vista la contingenza, però in realtà ci si può anche allacciare alla contingenza per celebrare ugualmente un giorno dedicato proprio alle donne, no? Certo, l'8 marzo, la giornata internazionale delle donne, in tutti questi anni l'abbiamo festeggiata così per dare valore alle donne, anche le loro competenze, no? Alla loro capacità di cura, alle loro capacità di tenere insieme, noi diciamo, il mondo. Senza le donne davvero siamo messi male e quest'anno, questo 8 marzo, ci fa proprio pensare a questa immane tragedia, a questa che abbiamo alle porte di casa e al fatto che ci sono milioni di donne e bambini che stanno fuggendo dall'Ucraina, da un paese in guerra, aggredito da Putin, e noi dobbiamo veramente provare tutta l'empatia possibile con queste donne. C'è un articolo molto bello uscito sul Corriere della Sera, della scrittrice Avallone, molto struggente, molto veramente appassionato, in cui dice che lei dedica questo 8 marzo proprio a queste donne ucraine che fuggono, che si disperano, ma che sono anche quelle che sono là invece, che rimangono nel paese, che aiutano addirittura i soldati russi prigionieri, no? Abbiamo visto delle immagini in questi giorni davvero alcune raccapriccianti, penso alla donna con i 2 figli ammazzati ieri, civili, che stavano scappando, i bambini ancora con gli zainetti sulle spalle. Penso a quell'immagine di quante donne chiuse nella metropolitana di Kiev, no? Donne anziane, donne giovani, donne con bambini piccoli, la maggior parte appunto donne. E veramente questo fa davvero impressione, ma anche penso appunto a queste immagini di donne che hanno sfamato i soldati russi prigionieri, no? E addirittura si vede l'immagine di una che dà il suo cellulare perché sono ragazzi che neanche sapevano di andare in guerra, gli dà il cellulare perché possa chiamare la madre, e la madre, solo russa, no? Nel suo paese, in Russia, si rende conto che il figlio non è in patria, nel paese, ma è in Ucraina a combattere. Quindi dolore su dolore, no? Disperazione su disperazione di madri anche così da fronti opposti, ma che rispetto ai figli si ritrovano assolutamente vicine. Ecco, questa giornata io credo che tutti dovremmo dedicarla a queste donne in corsa. Le donne ucraine in particolar modo, perché in questo momento stanno vivendo, ma io penso a tutte le donne nel mondo, anche perché ci sono che tanti scappano paesi da guerre, di cui magari non si no? parla e dove ci sono situazioni. E che un mondo che viene rotto, che viene spezzato, che viene martorizzato, non lo so, e che poi le donne devono in qualche modo ricomporre, ricucire, superare quel danno che è stato fatto, e qua bisogna, insomma, mi sento assolutamente di dirlo, che è stato fatto da uomini. I soldati sono uomini, al tavolo delle trattative ci sono solo uomini, i capi sono uomini,
E allora questa cultura della morte, questa cultura della distruzione, le donne insieme possono veramente combatterla fino in fondo. Ci vorrà del tempo, sono anni e anni che le donne in tutto il mondo stanno cercando di conquistare i loro diritti di emancipazione, di parità, pur essendo più della metà, quasi più della metà del genere umano, eppure dappertutto e anche qua nel nostro Occidente ancora le donne vivono una situazione di disparità, di disuguaglianza. Ecco, Però ce la faremo, esatto. Ce la faremo. E qua mi ricollego al manifesto che a livello nazionale come coordinamento Donne SPI stiamo replicando un po' in tutte le iniziative, dove al titolo Il mondo delle donne ci sono dei sottotitoli che sono audacia, autodeterminazione e libertà. Audacia è qualcosa di più del coraggio ed è la forza delle donne che vogliono cambiare e va rispettato e va, come dire, aiutata questa audacia delle donne nel mondo, nei mondi, nei vari paesi, laddove stanno ancora peggio che qua da noi, no? Senz'altro, a tutti i livelli e in tutti i territori. E l'autodeterminazione, che è fondamentale, si pensa all'autodeterminazione dei popoli, ma l'autodeterminazione è rivolta a chi è in qualche modo minoritario, e le donne sono minoritarie pur essendo in maggioranza, è una contraddizione, no? Eppure nonostante ci sia l'evoluzione delle civiltà, l'evoluzione dei popoli, la crescita sotto tutti i profili, certo. c'è sempre questo aspetto quindi le donne pur essendo maggioranza anche. Sono minorizzate nel mondo, dappertutto. E allora anche qua battaglie importanti da portare avanti, e noi come coordinamento SPI davvero ci teniamo moltissimo, e non è un caso che siamo dentro l'organizzazione CGIL, al nostro grande sindacato, assieme solo a un'altra categoria che è la FISAC, la categoria che ha mantenuto da sempre, da un'intuizione ancora di Giuseppe Di Vittorio, il coordinamento donne. Che cosa fa il coordinamento donne? Non abbiamo mai raccontato, abbiamo sempre dato per scontato senza mai raccontarlo. Intanto noi vediamo le slide che ci dicono le manifestazioni che sono state organizzate, poi magari alcuni le possiamo anche commentare. Il coordinamento donne è proprio scritto nello statuto il luogo delle donne per le donne, dove c'è la possibilità per le compagne, in questo caso dello SPI, di elaborare, di riflettere, ma soprattutto di elaborare progetti, di elaborare soluzioni alle problematiche che nella vita anziana ci troviamo di fronte. Perché, come dicevo prima, le donne sono minorizzate, c'è bisogno di un'elaborazione in più, c'è bisogno di questo luogo per poi offrire a chi fa contrattazione sociale, a chi lavora agli sportelli, insomma a tutto ciò che si muove dentro al sindacato, possa portare avanti le istanze delle donne per arrivare a quell'uguaglianza a cui aspiriamo, a quella parità, diciamo, no? A essere prese in considerazione per le nostre competenze e per i nostri saperi. Certo, ecco, voi siete coordinamento donne dello SPI, in modo particolare quindi delle pensionate. C'è una differenza tra le donne pensionate, quello che fanno, il fatto che hanno organizzato un coordinamento, fanno parte di una generazione comunque che ha dovuto anche lottare, conquistarsi le prime, tra virgolette, libertà, far valere i propri diritti, e le ragazze adesso, che sono nate in un contesto completamente diverso, magari neanche riescono a realizzare se c'è un qualcosa ancora da, tra virgolette, conquistare oppure no. Come i lavoratori, no? I lavoratori che hanno acquistato una certa età e quelli che adesso, giovani, che entrano nel mondo del lavoro, per cui... Sì, le donne dello SPI sono le donne degli anni 70,
che le ragazze degli anni 70, diciamo, hanno fatto molte di loro le battaglie per le maggiori conquiste, perché le maggiori conquiste di questo paese le abbiamo fatte proprio in quegli anni, no? Dal nuovo diritto di famiglia alla legge sul divorzio, alla legge sull'aborto, ai consultori familiari, insomma leggi importantissime che senza veramente la battaglia, la determinazione delle donne non si sarebbero portate a casa. Negli anni c'è stata un po' di noncuranza, come dire, un po' di trascuratezza e forse qualcosa abbiamo perso. Però in maniera carsica, diciamo, ogni tanto i movimenti delle donne riprendono voce, no? Riprendono voce, si riprende la battaglia, insomma, no? Si riprende la lotta. Che cosa è stato perso in particolare? Per esempio siamo molto preoccupate per i consultori familiari, siamo molto preoccupati addirittura anche per la legge sull'aborto. Sembrerà strano che a distanza di 40 anni ci sia ancora chi faccia le battaglie contro, ma la battaglia contro la libera scelta delle donne è davvero incredibile, e quindi abbiamo dovuto fare delle grandissime manifestazioni a Verona, prima della pandemia, diciamo, no? Dove là si teneva un raduno internazionale delle famiglie molto un raduno molto conservatore, ma che vorrebbe intaccare proprio i diritti conquistati 40 anni fa. C'è stata una manifestazione incredibile e non c'eravamo solo noi, le ragazze degli anni 70, c'erano tantissime ragazze giovani e anche tanti ragazzi giovani e anche tanti compagni che hanno capito che bisogna stare al nostro fianco, che bisogna che ci diano una mano, perché non siamo le protofemministe, non so, che vogliono lottare contro tutti i maschi, no? Assolutamente, noi vorremmo davvero avere i compagni al nostro fianco per portare a casa risultati davvero concreti. Ma il patriarcato maschile, no? Come dire, questo maschilismo che uno non si rende conto di portare avanti, è proprio molto radicato e molto difficile da estirpare. È una questione culturale, anche... è una questione culturale, esatto, infatti, ma forse già in capo alle donne. Discussa e portata avanti nelle scuole. E dicevo, mi diceva lei, mi faceva la domanda rispetto alle ragazze, no, giovani. Le ragazze giovani, noi nei confronti che magari facciamo con loro, delle volte ci rendiamo conto che loro danno per scontate tutta una serie di conquiste che invece scontate non sono. Nel momento in cui le dai per scontate sono già rischi di perdere. E invece, come dicevo, c'è bisogno di difenderle ancora. E allora ecco l'alleanza che noi intrecciamo e continuiamo a intrecciare con le ragazze della rete degli studenti medi, con le ragazze dell'UDU, dell'università, con tutte le ragazze che si muovono intorno, le nipoti, no? Per poter fare un'alleanza stretta ed arrivare a quella parità che noi davvero, è come dire il nostro miraggio, chissà se noi vedremo, no, la soluzione, però lo auguriamo davvero, davvero di cuore a tutte le ragazze giovani che in questo momento forse vedono un futuro molto molto grigio. Speriamo insomma che non ci sia questo, sì, perché appunto, già adesso la situazione. Ci rendiamo conto che mondo stiamo lasciando alle nuove generazioni, a tutte queste ragazze e ragazzi, davvero
non so, è una giornata, l'8 marzo, che dovrebbe darci più forza, ma in questa situazione si fa un po' fatica. Comunque volevo sottolineare tutte le iniziative, no? Che le fate anche nelle case di riposo, tra l'altro. Sì, che comunque le compagne dei coordinamenti donne a livello di tutti i territori, di tutte le province, hanno messo in campo per tutto il mese di marzo praticamente, no? Sforando anche magari in qualche giorno di aprile. Beh, così è anche giusto, ma soprattutto, per esempio, in molti territori, anche pur essendoci la difficoltà ad entrare, no, nelle case di riposo, porteranno simbolicamente il mazzo di mimosa, la pianta di mimosa, proprio per creare questo ponte, no, tra chi è là dentro, che soffre, e la maggioranza sono donne nelle case di riposo, perché viviamo più a lungo, con maggiori cronicità rispetto ai maschi, e nelle case di riposo si sa che si finisce quando si sta proprio malissimo e non si può più rimanere a domicilio, e allora questo ponte, questa alleanza, questa relazione con chi sta soffrendo là dentro, le nostre donne del sindacato, pensionati, lo vogliono proprio dimostrare. Poi ci sono tutti i temi anche delle disparità che esistono, quando parlo di disuguaglianze, appunto di disparità, soprattutto fra le donne anziane, in termini di pensione, di reddito da pensione. Frutto appunto della disparità che c'è nel mondo del lavoro, di una cultura che vede la donna angelo del focolare, no? Per tanti anni, o comunque la donna non è il capofamiglia che porta a casa lo stipendio, la donna, ma è un fatto solo culturale, e la donna è quella che deve stare a casa e badare ai figli, e quindi è quella che ha il lavoro più precario, il lavoro più discontinuo, il lavoro con meno reddito, e anche laddove c'è un lavoro invece anche di un certo valore, no? Dal punto di vista professionale, si perpetua la differenza salariale fra donna e uomo, ma nel termine anche del 20-25% di gap salariale. E allora anche queste sono battaglie che chiaramente non facciamo noi come pensionati, ma fanno le categorie degli attivi, perché questo divario va assolutamente colmato. Poi nell'età anziana questa differenza si ripercuote in maniera molto sensibile sul reddito da pensione. Quasi la metà è la media del reddito da pensione delle donne rispetto agli uomini. Come fa una donna che vive da sola in questo periodo poi in cui tutta questa crisi che si è determinata a livello energetico, con le bollette del gas che sono raddoppiate, della luce, eccetera, come fa a far fronte? Davvero sono situazioni che adesso sono così, ma io non lo so fra un po', e se non mettiamo in campo il governo, insomma, non mette in campo delle misure forti e severe, io non lo so assolutamente che inverno ci si prospetta davanti. Fortuna che adesso andiamo verso la bella stagione, quindi insomma forse in questo momento lo sentiamo meno questo problema. Siamo in chiusura, Rosanna Bettella, un auspicio diciamo così, che può essere lo slogan di questa giornata, che in realtà appunto non è una giornata che voi la celebrate per più di un mese, ma è un po' un modus, no? Lo slogan è quello proprio: il mondo è delle donne, e assolutamente le donne, lo devono capire tutti, vanno valorizzate e vanno superate tutte le disparità e tutte le disuguaglianze. Quindi un fattore culturale, psicologico e anche veramente da interiorizzare nei rapporti quotidiani di tutti i giorni, sì. Assolutamente. Grazie Rosanna Bettella, grazie a voi telespettatori. Io ricordo naturalmente che per avere aggiornamenti su tutte le iniziative visitate il sito dello SPI-CGIL Veneto e vedrete quali sono quello che è stato organizzato nei limiti del possibile, sì, che era possibile organizzare visto anche il momento, e invece poi come sempre vi lascio adesso alla pubblicità, poi ci ritroviamo naturalmente insieme in studio. Grazie allo SPI.